Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il diavolo spesso si nasconde, si annida nei dettagli, magari in frame di pochi secondi all'interno di interventi di esponenti politici, in qualche talk, frasi, pezzi di frasi, persino parole chiave che nascondono un'ottica, un progetto, una distopia in questo caso. Secondo noi, ma andiamo con ordine. Le parole sono quelle di Pierluigi Bersani, che tra l'altro personalmente è anche uno degli esponenti, diciamo, più simpatici di una certa sinistra, è ancora una reduce di una sinistra novecentesca, no? Un vecchio comunista emiliano che comunque il popolo nella sua vita l'ha frequentato, che non si segnala per particolari moine iper woke come alcune nuove leve, eppure appunto diventa doppiamente inquietante se anche uno discretamente intelligente e non iperpoliticamente corretto come Bersani si lascia sfuggire quelle poche parole. Ci riferiamo a uno scambio durante la puntata di 8 e mezzo di ieri sera condotto da Lilly Gruber, all'interno ovviamente di tante voci allo specchio di sinistra, no? Cioè tante voci che si complimentavano a vicenda. C'era una collega di Libero, Brunella Bolloli, che ha fatto notare a Bersani quello che abbiamo sostenuto anche qui a Radio Libertà immediatamente come analisi del voto, cioè il fatto che a Venezia sia fallito il progetto di trasformare definitivamente la sinistra in quel cartello islamogoscista, no? In quella sinistra diciamo alla francese, ormai esplicitamente ultra antagonista e schiacciata sulle ragioni di alcune minoranze, non tutte, di alcune minoranze islamiche, in primis i 7 candidati in lista, i volantini con la richiesta del voto in nome di Allah, il progetto della grande moschea. Non staremo qui a ripetervi quello che abbiamo visto nella campagna elettorale veneziana, che per fortuna poi è andata come è andata, cioè costoro hanno perso e perso male. Vi segnaliamo invece lo scambio polemico. A un certo punto Bersani si è risentito di questa analisi che a noi sembra proprio calata nella realtà effettuale della cosa, direbbe Machiavelli, si è inalberato e a un certo punto, mentre appunto la collega di Libero sta dicendo guardate che ai cittadini non è piaciuta questa operazione tutta ideologica, tutta ultra woke, tutta islamogoscista, e principalmente per quello siete andati incontro a una disfatta, Bersani alza i toni e la voce e dice benissimo, questa volta non l'hanno digerita, la prossima volta la digeriscono. Sono pochissime parole, una frase secca, un virgolettato breve. La prossima volta la digeriscono. Ma nasconde un progetto e un'ottica iper inquietanti. Anzitutto ci dice chiaramente che quello è una scelta strategica, cioè non era una cosa contingente legata al fatto che c'è una comunità bengalese a Mestre. Sì, quello era l'innesco, ma evidentemente si va già verso la prossima volta in quella direzione, cioè la scelta di rendere anche quella che secoli fa era la sinistra riformista una voce antagonista, ultra pro-pal e appunto islamogoscista, una scelta irreversibile. Ce lo dice questo virgolettato di Bersani. E poi la seconda parte, peggio mi sento, la prossima volta la digeriscono. Cioè il progetto è chiaro, perché come avveniva ai vecchi tempi col Sol dell'Avvenire, loro sono in contatto con la RAI e col bene, che va trasmessa, piaccia o no, sostanzialmente a forza al corpo elettorale, un progetto costruttivista, cioè non è che si perde, si mette in discussione la premessa e si dice beh forse abbiamo sbagliato ad andare in questa direzione. No, la direzione è quella giusta, questa volta non l'hanno digerita questi inurbani, volgari, puzzolenti cittadini che ci hanno votato contro, la prossima volta la digeriscono perché il progetto è buono e per noi è una cosa costruttivista, dirigista, che va calata a forza nella realtà delle nostre città. Questo ci ha detto Bersani con quel virgolettato e quella, diciamo, incazzatura breve a 8 e mezzo, ma molto significativa.
costoro hanno fatto una scelta progettuale di essere una sinistra islamogoscista alla Mélenchon e vogliono che, scusate il gioco di parole, volenti o no, noi la digeriamo. Ebbene, caro Bersani, non la digeriamo e non la digeriremo. Grazie a tutti, a domattina.